questo sogno secondo me è la cosa più importante. Questo bisogna tenere presente in questa situazione. Anche se in questi giorni c'è per approvare, per portare avanti questo progetto, se ne è detto di più di tutto, però bisogna ricordare che questa città che verrà fatta è un contributo di tutti. Scanzano è all'ordine del giorno, è una cittadina che visibilmente sarà esposta in tutto il mondo e noi dobbiamo ricordarlo per questo, quindi dobbiamo lasciare un pochettino i sotterrifugi che quello non va, quello non va. Qui voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ha fatto un grande lavoro. Noi abbiamo incominciato a combattere questa cosa qua già con la vecchia amministrazione, però questa amministrazione si è dato molto da fare e quindi lo ringraziamo per questo. Quando sento dire in piazza che il sindaco non si vede mai, io quando voglio il sindaco lo vado a trovare, perché il sindaco lo trova nell'ufficio perché lavora. La realtà che mancava in questo paese ha portato qualcosa che una tranquillità che tutti vedono. Quindi il sindaco si sa benissimo dove, forse non è un sindaco da venire, però è un sindaco che verrà. Adesso però io sono uno che raggiungo questo risultato dell'associazione, sono molto fiero. Faccio ancora delle proposte, caro sindaco, io purtroppo sono quello che ti romperà sicuramente quando diciamo in parole come le scatole. Noi dobbiamo recuperare il campo base. Il campo base è il simbolo di quella battaglia. Noi 6 anni che lo stiamo occupando, poi viene lasciato così, come se nulla fosse accaduto. Quello deve essere il simbolo di quella battaglia. Quella battaglia non va dimenticata. Senza di quella battaglia oggi noi non saremmo qui a discutere di questo. Poi ho altre idee, che io già con il vecchio presidente della provincia ho avuto un po' di colloqui, però il presidente della provincia diciamo che è un po' tirato sulla politica, non aveva quel dialogo che io volevo. Mi auguro che con questo ci sia. Noi dobbiamo recuperare la Pineta, perché io prevedo che nel giro di un paio d'anni, se questa città va avanti, noi avremo un flusso di persone che dobbiamo ospitare. Dobbiamo fare dei posti da picnic nella Pineta, perché la Pineta, se volete, la dobbiamo visitare, è esposta benissimo a questo tipo di cose. Ci sono dei percorsi all'interno, non bisogna tagliare altri, non cominciamo a fare la guerra che poi buttiamo giù gli altri, ci sono già dei percorsi, vanno solo qui. Quello bisogna dare per dare una visibilità a questa città intorno, che la gente che ci viene a trovare non deve vedere solo il fabbricato, ma deve vedere qualcosa di diverso intorno, si deve sentire affascinato da questo posto. Questa è la seconda cosa che ti porterà appresso in questi giorni. Poi propongo di incominciare a fare un pochettino come si dice, un'ora al mese nelle scuole. Io volevo fare qualcosa nelle scuole per l'educazione ambientale, incominciare a far capire ai bambini che oggi come oggi il nostro patrimonio, il nostro ambiente è inquinato. Quindi bisogna cominciare a far capire cosa significa buttare una lavatrice, cosa significa buttare un frigorifero, cosa significa buttare una cosa. Perché visto che noi con la staccia nostra, diciamo di questa età, io ho quasi 60 anni, quindi mi devo dare un pochettino delle regolate, se no come a finire che progetto non è venuto poi. In modo che noi abbiamo sul territorio una visibilità migliore di queste che c'è, perché il decreto ambientale lo dobbiamo migliorare. Lo dobbiamo migliorare incominciando da quelle cose che io ho detto. E quelle cose là non sono fantascienze, sono cose che si possono fare. Noi come associazione l'abbiamo sempre ripetuto, saremo in primis a dare tutto il nostro appoggio all'associazione perché l'abbiamo voluto fortemente, quindi figurate se noi ci tiriamo in piedi.
Un'altra cosa che vi voglio chiedere è questa, e concludo. Il giorno che si andrà a cantierizzare quella zona, io vorrei che ci fosse una folla come il 23 novembre